Una necropoli con una decina di tombe del periodo preromano, attestato al V e VI secolo prima di Cristo, è stata trovata in via Campagnola a Padova, dove l'università sta costruendo un nuovo studentato. Un ritrovamento importante che arriva nella stessa area dove solo pochi anni fa era stata ritrovata una necropoli con ben 220 tombe. Già nel 2023-2024, durante gli scavi dove poi sono state edificate le aule, sono state trovate più di 220 tombe appartenenti all'epoca romana, quindi stiamo parlando degli inizi del secondo secolo d.C. Ma la grande sorpresa è arrivata quest'anno, quando procedendo con gli scavi abbiamo trovato più di 22 tombe, sono parecchie, le avete viste, che risalgono addirittura all'epoca molto preromana. Stiamo parlando degli antichi veneti, quindi datati intorno VI-V secolo avanti Cristo. Un ritrovamento importante perché spiega quali fossero i confini della città di Padova già nel VI secolo prima di Cristo. La necropoli veneta nord perché è importante? Perché oltre che in sé, naturalmente si aggiungono dati sulla cultura materiale dei veneti, comunque sostanzialmente ben nota, ma soprattutto sappiamo che la città veneta, considerata la conoscenza di questa nuova necropoli nord, di quella est e di quella ovest, probabilmente coincideva in toto con la città romana, almeno diciamo repubblicana, augustea, proto-imperiale, quindi era una città importantissima, molto grande già nella tarda protostoria. Tra le tombe anche la sepoltura di un cavallo, animale totemico dall'importante significato simbolico e rituale. La tomba ad oggi più ricca, contenuta all'interno di una grande scatola di legno quadrangolare, è caratterizzata da un corredo di almeno 36 reperti che denotano un livello sociale elevato. Ora i reperti verranno studiati e catalogati, poi i lavori per lo studentato riprenderanno. Riteniamo che nell'arco di 3 settimane lo scavo possa essere finito, completato e quindi a quel punto lasciato, diciamo, alla parte edilizia, sempre con la supervisione degli archeologi naturalmente, perché un aerospista non è in grado di capire se sta sfondando qualcosa oppure no.